Questo programma vi è offerto da La Cerealtecnica. Bene, benvenuto qui al Punto Telefriuli, al sindaco di Mereto di Tomba, Violino Claudio, un grande protagonista del nostro tempo politico, che è stato anche assessore regionale, quindi ha una prospettiva anche politica piuttosto nutrita. Bene, benvenuto sindaco, come siamo al Punto di Tomba? Bah, insomma, intanto saluto ai telespettatori, un caro saluto, e anche a te come coordinatore. Ci sentiamo ogni tanto, ormai ahimè, no, il peso politico è passato ormai. Ecco. Vabbè, cerco di divertirmi come sindaco, ma è un divertimento di questi tempi che non c'è, quindi le problematiche superano, i costi superano i benefici di questo ruolo. Ecco. Vereto, insomma, è un piccolo paese, piccolo comune con 6 frazioni, di quasi 2800 abitanti alle porte di Udine, e diciamo tutto sommato vive oggi quello che stanno vivendo un po' tutti, cioè questa pandemia che ci costringe in casa e che provoca, diciamo, abbastanza problemi anche di natura sociale e anche talvolta anche psicologica, devo dire, no? Acuendo le criticità che normalmente esistono. Avete sempre dei protagonisti a livello regionale, prima il sindaco attuale, prima quello di prima, insomma, siete una comunità viva e molto, molto incidente sulla comunità regionale. Ecco, parliamo del dopo UTI. Le UTI sono finite, sciolte, chiuse, e adesso c'è un problema di comunità del Medio Friuli, che sarebbe una cosa logica e anche, diciamo così, rispondente alle vostre esigenze. Com'è la situazione, sindaco? Allora, io direi su questo dobbiamo fare un piccolo escursus storico, no? La comunità l'UTI del Medio Friuli, fatta in base alla famigerata legge Serracchiani, famosa e famigerata legge Serracchiani, era nata un po' male, a 5 comuni soltanto, i comuni di Sedegliano, Mereto, Basiliano, Varmo, e poi aveva aderito in qualche modo anche l'Estizza, e invece non era, diciamo, non avevano aderito gli altri 6 comuni che fanno parte del Medio Friuli, tra cui Codroipo, come dire, e ha pagato lo scotto come dire, di un rapporto elettorale, peraltro legittimo, ci mancherebbe, e quindi la non adesione è stato, diciamo, il trampolino di lancio per una campagna elettorale di alcuni partiti. Questo chiaramente è legittimo, ma ha creato non pochi problemi in una area vasta come quella del Medio Friuli, che ha Codroipo come seconda realtà nella vecchia provincia di Udine, ormai ex provincia di Udine, certamente ha creato delle divisioni interne che oggi stiamo pagando. Di questi 5 comuni, l'anno scorso al 31 dicembre, quasi in articulo mortis, perché al 31 dicembre 2020 erano comunque chiuse ex legge le UTI, le unioni territoriali intercomunali, i 2 comuni di Basiliano e Meretto hanno deciso di trasformarsi in comunità del Medio Friuli, avendo, diciamo, più che una promessa, diciamo, avendo l'adesione già passata all'unanimità in giunta a Codroipo, dell'adesione anche del comune di Codroipo. È ovvio che ci portavamo dietro nella comunità i dipendenti, 5 dipendenti della vecchia UTI, ma con comune di Mereto di Tomba, Basiliano e Codroipo ce l'avremmo fatta. Purtroppo però diciamo alla unanimità sul delibera di indirizzo del comune di Codroipo non è seguita il passaggio in consiglio comunale, che avrebbe dovuto competente sulla materia, per cui siamo rimasti Mereto e Basiliano. Questo non era possibile perché portavamo i nostri comuni al dissesto finanziario, perché tenere anche per pochi mesi
5 dipendenti, 2D, eccetera, eccetera, era per noi impossibile. Per cui con il 1° aprile è già stata presa la decisione in assemblea di comunità, verranno chiusi, verrà sciolta la comunità del Medio Friuli. Ecco, quindi è tutto da rifare. Rilanciate un po' la situazione, la rilancerete o no? Ma allora, che ci sia la necessità, comunità o non comunità, di una area vasta, di un luogo dove, al di là di svolgere determinati servizi, no, in comune attraverso convenzioni, c'è la necessità di un luogo dove si decidano le politiche territoriali di area vasta. Oggi 14 ex UTI su 17 si sono trasformate in comunità. Queste ovviamente fanno parte di un insieme di comuni a queste e quindi peseranno in maniera abbastanza significativa sulle politiche territoriali che la regione dovrà svolgere, sia in temi di interventi, sia in tema di urbanistica e di futuro sviluppo. Io non penso che il Medio Friuli possa star fuori da questo, puntando a tenere i vari capi bastone come punti di riferimento in regione. Non si tratta di capi bastone o di aree di partito, si tratta di una politica territoriale che aveva nella comunità del Medio Friuli, comunità, UTI o comunque, no, alcuni punti fermi. L'ambito sociale è a 11 e siamo costretti a condividere. Lo stesso ASP Moro è un punto storico di collaborazione tra gli 11 comuni. Il progetto integrato cultura, 11 comuni allargati anche a più, che storicamente è stato molto significativo. Ecco, allora su questo dobbiamo perderli. Io penso che in qualche misura prima o dopo dovremo ritrattare questo discorso. Certamente spiace, Merete e Basiliano l'avevano fatta come opera di servizio, evidentemente a qualcuno non è piaciuto e per problemi proprio di natura, chiamiamola non politica o di natura personale, probabilmente la cosa non è andata a buon fine. Bene, però per Merete di Tomba i lavori proseguono, lavori in corso, visto che state mettendo la fibra ottica e quindi è un plauso anche per voi che vi state portando veramente a livelli, diciamo così, ottimali. Ecco, i lavori come sono quindi? Diciamo, abbiamo in corso una serie di lavori, forse anche troppi da un punto di vista non cantierabili, ma certamente in previsione. Ereditiamo una serie di progetti proprio, erano stati assegnati all'UTI, alla vecchia UTI, e oggi devono essere riconsiderati all'interno dei propri comuni. Forse troppi rispetto al personale che abbiamo, ma certamente la fibra ottica è un punto nevralgico se vogliamo essere, diciamo, collegati con il mondo, sia da un punto di vista culturale, ma sia da un punto di vista socio-economico. No? Noi abbiamo anche realtà molto interessanti come la biofarma. Biofarma e la Difarma, due realtà della chimica e dell'healthcare molto significative. Si pensi a livello mondiale, possiamo dirlo, a livello mondiale. Diciamo sicuramente a livello europeo, con 450 dipendenti, per esempio la Biofarma, un 120 presso la Difarma, quindi realtà significative, la Difarma storica, la Biofarma in rutilante crescita, no? Che diventa una delle realtà europee più significative, quindi non possiamo permetterci di non essere al passo con i tempi e di non essere collegati col mondo, e quindi questo è sicuramente valido. Dall'altra parte noi tendiamo a valorizzare la funzione residenziale dei paesi, cioè queste frazioni che sono a una dozzina di chilometri da Udine, in 5 minuti attraverso la variante di Sedegliano, il Quarto Lotto, eccetera, eccetera, si arriva in centro a Udine da San Marco o da Merete in 5 minuti, e quindi puntiamo a creare un valore residenziale del territorio che sia appetibile. Uno, piuttosto che stare in Viale Cadore, in 5 minuti riesce a vivere da un punto di vista della qualità della vita significativa in un paesaggio rurale ancora abbastanza integro con 5 minuti di macchina.
diciamo con costi anche edilizi diversi sicuramente. Insomma, più abbordabili, ecco. Ecco, quindi su questi temi c'è. Proprio per questo abbiamo in cantiere anche la risistemazione della piazza di Mereto, abbiamo in cantiere la creazione di 2 piste ciclabili che colleghino Basiliano, che è già arrivata a Blessano, diciamo a Mereto, e poi continui questo, cioè valorizzare proprio quello che è, diciamo, la funzione residenziale del territorio. Ecco, senta, la questione dell'economia, della microeconomia, la piccola economia della zona, perché la pandemia ha ammazzato tante attività e tante attività stanno arrancando. So che l'amministrazione comunale ha fatto quello che poteva, però è sempre un problema non solo economico, ma anche sociale di un certo livello. Ecco, la situazione come la vede il sindaco di Mereto? Ma diciamo il dramma di questa pandemia è che non si vede la luce in fondo al tunnel, no? Cioè l'anno scorso a primavera abbiamo dovuto subire il lockdown, giustamente, per prepararci all'estate. Nell'estate forse siamo stati un po' così, più larghi di manica e abbiamo pagato, diciamo, la seconda ondata in autunno, e in autunno abbiamo fatto, non dico lockdown, ma certamente delle misure di restrizione per prepararci a Natale. È passato Natale, ci prepariamo a Pasqua e ancora non riusciamo a vedere la luce. Questo secondo me è la crisi più profonda, perché se ci fosse che entro il mese di giugno siamo vaccinati tutti, si riparte, allora anche le iniziative economiche possono in qualche modo, pur tra le varie difficoltà, prevedere e programmare. Questa programmazione non è possibile proprio perché questa pandemia ci ha messo in discussione nel profondo, no? Ci ha messo in discussione nel tessuto connettivo sociale, nel tessuto economico, cioè già erano pochi, diciamo, gli ambienti, ristoranti, alimentari presenti nelle frazioni, no? Anche se siamo a 15 km da Udine. Con questa pandemia anche chi arrancava probabilmente deve ritirarsi dal mercato, e questo secondo me è un dramma a cui dovremmo dare risposta. E poi c'è la questione dei vaccini, no? della compatibilità, anche del fatto che abbiamo visto che l'AstraZeneca si dicono che è stata bloccata, insomma c'è un po' di confusione e il cittadino è un po' sballottato. Speriamo, insomma, come dice il sindaco di Mereto di Tomba, di vedere questa luce in fondo al tunnel, che naturalmente che non sia un treno, perché altrimenti diventa un problema, no? In direzione contraria. Esatto. Bene, allora, caro sindaco, grazie per la tua disponibilità, naturalmente anche per la bella chiacchierata, gli spunti che ci hai dato, naturalmente alla prossima, e auguri tanti a te, alla tua amministrazione e a tutti i cittadini del comune di Mereto di Tomba. Saluti a te, Ricambio, Enzo, come sempre con calore, e anche a tutti i telespettatori. Questo programma vi è stato offerto da La Cerealtecnica.